Questa sera si conclude a Mantova il progetto europeo Comenius Music and Dance, che ha visto lavorare insieme nel corso di 2 anni 6 scuole di altrettanti stati europei. La scuola italiana di Mantova, l'Istituto Comprensivo Luisa Levi, e poi abbiamo avuto come partner il progetto una scuola tedesca di Parsberg, una scuola slovacca di Bratislava, una scuola polacca di Orzov, una scuola spagnola di Barina Zavaniglia e una scuola turca di Ujak. È la conclusione e quindi è la nostra città che ospita 53 persone provenienti appunto dagli stati che ho elencato. 33 sono ragazzi e gli altri sono insegnanti. We had 5 meetings before, one in Poland, one in Turkey, then in Slovakia, in Germany, and now here in Mantova, Italy. And we learned with our students traditional dances of each country. Then we did one dance, a modern dance, all together. And the students always live in families. It's really special because I think the contact to the families, to the land, to the traditions is more better than if they will stay in a hotel or in a hostel. And yes, and the students enjoy it very much. Mantova ha avuto il modo di ospitare questi ragazzi nel più alto senso della parola, perché sono ospiti all'interno delle famiglie, quindi tutti questi ragazzi che noi vediamo girare per la nostra splendida città sono ospiti anche delle tradizioni, quindi un bellissimo progetto che va verso la conclusione e va verso la conclusione nella maniera migliore con la lingua conosciuta da tutti, che è quella della musica e della danza.